Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 23esima puntata di stagione di Calcio di Rigore. Cosa è successo ieri nell'ultimo turno della domenica calcistica? Iniziamo dalla Serie D, Girone D, dove il Mantova allunga sul Fiorenzuola, è uscito sconfitto in casa e dunque adesso il vantaggio è a +7 da parte della formazione bianco-rossa. Per quanto riguarda invece la coda, la Savignanese ottiene la prima vittoria in stagione, ma annuncia a fine gara l'arrivo, l'approdo nel mondo savignanese del tecnico ex Rimini Alessandro Mastro Nicola. Punti importanti anche per la San Maurice. Nel girone F di Serie D il Cattolica passa dall'ultimo posto al quintultimo posto, riuscendo a vincere la seconda partita consecutiva grazie al rigore di Merlonghi contro il Chieti. Per quanto riguarda la lotta per vincere questo campionato, tutto aperto, perché il San Nicolò Notaresco perde contro il Pineto, Campobasso e Matelica si annullano, ne approfitta la Lecanatese che vince contro il Giulianova. Per quel che concerne invece l'eccellenza, e quindi ci occupiamo del calcio nostrano, eccellenza romagnola, la Marignanese vince giocando una partita spettacolare, allunga sul Diegaro fermato sul pari, in coda il Coriano vince un importantissimo match contro il Classe. In promozione, tra l'altro tantissimi servizi questa sera, il Russi regola il Nova Fertia con una manita, insorge al secondo posto il Torconca approfittando della vittoria della Vis Misano sul campo del Pietracuta. In coda S sconfitto per l'appunto il Nova Fertia, ma mette la freccia e lascia assolutamente la zona rossa in classifica il Bellaria, che ora sogna. Per quanto riguarda la prima categoria, lo Spontricciolo porta a +2 il proprio vantaggio sul Granata, ancora una volta bloccato la formazione Amaranto sul pareggio in un derby contro il Sala questa volta. Il Verrucchio invece continua a inseguire, in coda importantissima vittoria per il Morciano, tra l'altro nei minuti di recupero. Infine, promozione marchigiana, torna a sorridere il Gavice che conquista un punto importantissimo nella sfida playoff contro l'Urbino, avrebbe meritato maggior sorte colpendo anche un palo con Donati, ma mercoledì la formazione rossoblu giocherà l'andata della Coppa in casa contro il Biagio Nazaro. Questo è il punto della situazione per quanto riguarda la puntata numero 23 di Calcio di Rigore. Vi ricordo, prima di iniziare a presentare gli ospiti, il numero per interagire durante la nostra diretta, che è il seguente: 333 60 94 299, lo vedete adesso anche in sovraimpressione. Salutiamo in regia Stefano Papini ed Eugenio Angeli, che ovviamente ringraziamo. Vado a presentare gli ospiti di questa serata. Dopo 3 settimane ritroviamo nei nostri studi, felicissimo come non mai, l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te Giacomo. Pensavi di esserti liberato di me, eh? No, però sono contento che tu sia qui. Vicino a te lo ritroviamo a distanza di 1 anno e mezzo, perché se vado a memoria l'ultima volta che era stato protagonista dei nostri studi era stato il settembre dello scorso anno, il capitano e difensore del Morciano Calcio Michele Tenti. Buonasera a tutti. Tra l'altro ieri in gol, e lo vedremo nei nostri servizi di questa sera. Vicino a lui, prima volta nei nostri studi, il difensore del Sant'Ermete Niccolò Castiglioni. Buonasera, ciao a tutti. E infine il folletto, il fanumbolo di Bellaria Giamarina Calcio 1956, Matteo Bellavista. Salve, buonasera a tutti. Prima di sentire Giacomo io farei un punto con tutti e tre i nostri ospiti. Matteo, inizierei proprio da te. Dicevo prima, avete messo la freccia, 12 punti sui 15 disponibili, dove volete arrivare? Per ora non sbilanciamoci, siamo ancora lì, le inseguitrici sono sempre lì dietro. Speriamo di fare un girone di ritorno buono, l'abbiamo dimostrato in queste prime giornate di campionato. 12 punti su 15 sono veramente un ottimo risultato, anche guardando più su. Intanto rimaniamo coi piedi per terra sperando nei passi falsi delle nostre inseguitrici. Noi pensiamo già a domenica all'Areno, che mi sembra che sono poco sopra di noi, Sì. quindi anche quella lì è una bella partita.
Anche loro hanno fatto una bella risalita in classifica, tra l'altro ieri una partita molto, diciamo, tra le polemiche, vista appunto dai dirigenti del Reno che hanno scritto un articolo su Romagna Sport che poi appunto evidenzieremo con i nostri opinionisti. Nicolò, questo Santermete invece, grande rivelazione dello scorso anno, avete vinto il campionato attraverso i playoff, siete arrivati in promozione, cosa vi sta succedendo quest'anno? Purtroppo quest'anno non stiamo riuscendo a trovare forse la giusta quadra, perché comunque sono convinto che le qualità ci siano, non siamo una brutta squadra e non meritiamo secondo me di stare nella posizione che al momento occupiamo. Vuoi la sfortuna, che io metto sempre al primo posto essendo abbastanza scaramantico eccetera, ma molte distrazioni, molti errori individuali, purtroppo i momenti di blackout spesso ci rovinano le partite anche quando magari le prestazioni sono valide. Eh sì, perché siete assolutamente una bella squadra, bravi dirigenti, io vi paragono un po' sempre al Pietracuta, piccoli ambienti, poche persone ma capienti e dove calcio è possibile farlo anche in piccole realtà, quindi complimenti rivolgili anche alla tua dirigenza. Michele invece percorso inverso per te, lui l'anno scorso festeggiava la promozione, tu invece retrocedevi dalla promozione alla prima categoria. Esatto. Morciano che ha cambiato tantissimo, ma cosa vi sta succedendo quest'anno a voi? Purtroppo quando ti trovi ad affrontare un campionato da un anno chiaramente negativo, con un gruppo completamente nuovo, perché siamo rimasti 4 giocatori dall'anno precedente, devi ripartire dalle basi e la cosa più importante è devi ricostruire un gruppo in queste categorie, che sappiamo benissimo essere il 12° uomo, cioè l'aspetto più importante, e finora è stato difficile, ecco, ricreare un ambiente positivo come c'era negli anni precedenti, e chiaramente stiamo soffrendo secondo me questo aspetto in maniera più accentuata rispetto a un aspetto tattico e tecnico. Inizio dell'anno chiaramente le aspettative forse erano un po' maggiori rispetto alla realtà che stiamo vivendo, adesso speriamo che con la vittoria di ieri, che ci ha dato tanto morale anche per come è avvenuta, che sia il punto di svolta per il proseguo di una stagione che vogliamo insomma concludere nel migliore dei modi. Ecco, invito appunto i nostri spettatori, perché poi quando parleremo di prima categoria appunto c'è questo servizio che riguarda la partita del nostro ospite questa sera tra Villamarina e Morciano, è successo tutto nel recupero, tra il 50°, pensate un po', e il gol vittoria al 53°, quindi un lungo recupero, poi ce la racconterai nel momento in cui ci troveremo a farla vedere appunto ai nostri spettatori. Giacomo, tu sei pronto? Prontissimo. Ok, allora io direi di partire con la regia, iniziamo con ordine. Risultati, Serie D e Girone D e classifica, con il nostro Stefano Papini che ci illustra per l'appunto le nostre schermate, con la collaborazione sempre di Romagna Sport che ringrazio. Ecco qui, Savignanese Breno 1-0, Fiorenzuola Calvina Sport 0-1, Correggese Ciliverga e Mazzano 0-0, Mantova Forlì 1-0, questo era il big match, Mezzolara Lentigione 2-4, Progresso San Maurese 0-1, Fanfulla Sasso Marconi 2-1, Alfonsine Sporting Franciacorta 1-0, Crema Vigor Carpaneto 1-2. La classifica dopo l'ultimo turno, al comando come vi dicevo poc'anzi il Mantova a quota 51 più 7 sul Fiorenzuola 44, poi seguono Correggese 41, Fanfulla 39, Lentigione 37, Calvina 35, Mezzolara 34, Forlì, Breno, Progresso 29 punti, Sasso Marconizola 28 insieme allo Sporting Franciacorta, leggermente più dietro Vigor Carpaneto 26, e qui entriamo nella zona rossa dove troviamo anche delle nostre parti la San Maurese a quota 24, Crema 22, Alfonsine 21, Ciliverga e Mazzano 21, Savignanese 20 punti, ma occhio alla Savignanese perché ieri ha conosciuto la prima vittoria interna in stagione e ha annunciato a fine gara Alessandro Mastronicola. Intanto, prima di vedere il servizio, il tuo benvenuto ad Alessandro. Sì, sicuramente da dare il benvenuto e fare un in bocca al lupo, e speriamo che la partita di ieri sia solo la base e la partenza per una risalita della Savignanese, anche perché l'ambiente è buono e sicuramente la squadra non merita l'ultimo posto in classifica. Adesso bisogna vedere, superare innanzitutto lo shock, perché a mio avviso un po' di shock c'è, di queste dimissioni dopo 15 anni di del mister che ormai tutti definivano il Ferguson della Romagna.
quindi però diamo il benvenuto e facciamo veramente un grosso in bocca al lupo al nuovo mister Mastro. Lo ricordiamo, Farneti appunto sostituito da Alessandro Mastronicola. C'era in ballottaggio anche Simone Muccioli, alla fine la dirigenza della Savignanese ha optato per l'ex giocatore e tecnico del Rimini, Alessandro Mastronicola. Quindi io direi andiamo a vedere il primo servizio di questa serata, inerente per l'appunto alla Serie D, Girone D, con le immagini a nostra disposizione sui gol avvenuti nella giornata di ieri. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. 23esima giornata del campionato di Serie D Girone D, che vede le formazioni nostrane respirare in fondo alla classifica, con la San Maurese che sbanca il campo del progresso grazie a una rete di Diop, mentre l'Alfonsine con un penalty trasformato da De Rosa a 2 dalla fine liquida l'ostacolo Franciacorta. La Savignanese, che ha annunciato l'ex Rimini San Maurese in panchina Alessandro Mastronicola, trova la prima vittoria interna in stagione con il gol di Peluso arrivato al 42esimo. Proprio lui sarà il match winner nella partita col Breno. Infine, per la zona alta di classifica, il Fiorenzuola conosce troppi alti e bassi e perde clamorosamente in casa con il Calvina per una rete a 0, mentre in Mantova ne approfitta subito battendo i Folli dell'ex Baldinini con un gol di Guccione giunto al minuto 42. Tra l'altro ex di turno, come dicevo nel servizio, appunto l'ex capitano del Sant'Arcangelo Calcio Baldinini, Filippo Baldinini, che salutiamo. Allora, mi prendo un attimo una piccola pausa perché inizio a leggere i vostri messaggi che arrivano da casa. Castiglioni, sei il più forte e il più bello di tutti. Poi, un grande gruppo di ragazzi terribili ed un folletto che li trascina. Vamos Bellaria, Igea Marina. Quindi questo è rivolto al nostro Matteo. Forza e coraggio ragazzi, non arrendetevi mai. Sofia da Pietracuta, che salutiamo. Ciao Sofia, grazie sempre di scriverci ogni lunedì puntuale e precisa come il nostro amico Alessio delle Duca Ribelle. Poi, buonasera a tutti, ancora una volta volevo ringraziarvi per l'ampio spazio che dedicate al cosiddetto calcio minore. Daniele e Giacomo, per la vostra competenza meritereste altri palcoscenici, altri palinsesti, per intenderci quelli da 3 lettere. Da tifosissimo bellariese non posso esimermi nel mandare un enorme e caloroso abbraccio a George Best Bellavista. I gol di ieri, grazie alle splendide riprese, me lo sono rivisto 100 volte. PS Giacomo, ma quanto stiamo godendo? Crediamoci, Dervis. Grazie Dervis, ne avevo bisogno, dico la verità, dopo anche l'ultima puntata che è stata un po' turbolenta. Giacomo, tu lo conosci meglio di me, Dervis, e anche tu Matteo, se volete ringraziare per queste belle parole. Io lo ringrazio, è un grande, ci segue il Bellaria ovunque, quindi è veramente un cuore biancazzurro. E Matteo, se vuoi dire anche tu qualcosa per Grazie Dervis per il George Best. Allora, il Forza Marignanese, il sogno continua. Stasera tra poco vedremo anche il servizio inerente alla Marignanese per quello che concerne l'eccellenza. Lo dico subito, ieri una Marignanese che è stato un commento bellissimo da fare per il gioco espresso, spettacolare, veramente nulla da dire, bellissima partita, poi tra poco la vedrete. Volevo arrivare a leggere anche gli sms, mi scuso perché qualcuno di voi ci scrive sempre già dalle 18 quando noi non siamo in onda. Io accendo il tablet della trasmissione proprio alle 18 e puntualmente mi arrivano i primi messaggi. Uno di questi arriva dallo Spontricciolo da brividi, giocate super e gol da Cineteca ieri a Misano, la banda del gol continua a stupire, magico Spontricciolo firmato Giorgio. Salutiamo anche la formazione della presidentessa Daniela Palumbo. Daniela, io ti aspetto qui nostro ospite la prima settimana di marzo, te lo dico già, insieme alla dirigente della Vice Nuova Feta Calcio Lisa Casadei, e poi spero di convincere anche la presidentessa del Perticara Gloria, quindi una puntata tutta al femminile. Poi c'è qualcuno che invece recrimina da Pietracuta per la gara di ieri, diciamo che non è molto d'accordo su alcune decisioni arbitrali, lo sintetizzo così. Invece per Tenti, ma quanto sei andato in alto ieri, sei ancora, aspetta che è arrivato un messaggio per Castiglioni, sei ancora sporco di neve? Quanto sei salito in cielo ieri? Ah, guarda, forse se lo analizziamo dai 6-7 centimetri, penso. No, a parte gli scherzi, è stato un bel colpo di testa che tra poco ci ha lo sbloccato vedremo. il risultato. Ecco. Tra poco lo vedremo. Castiglioni sei tutti noi. Quindi dai Casto, ti amano già. Grazie mamma.
Ha pagato. Andiamo a vedere il prossimo turno, Serie D, Girone D, e poi ci spostiamo per la precisione nel Girone F. Grazie Stefano. Allora, San Maurese, Alfonsine, questo è un derby, Emiliano Romagnolo, Ciliberga, Mazzano, Breno, Vigol, Carpaneto, Correggese, Sasso Marconi, Zola, Crema, Forlì, Fiorenzuola, altra partitissima, Sporting, Franciacorta, Mantova, Fanfulla, Mezzolara, Lentigione, Progresso, Calvina Sport, Savignanese. Quindi Mastro Nicola debutterà contro il Calvina. Serie D, Girone F, andiamo a vedere cosa ha fatto anche il nostro amico Francesco Scotti, che era presente fino a un mese fa in quelle di Rimini, nella formazione dei Rimini in Serie C, perché troviamo subito il primo risultato: Monte Giorgio, Atletico Terme Fiuggi 2-0, Tolentino Avezzano 2-1, Cattolica Chieti 1-0, Matelica Città di Campobasso 0-0, Vastese Jesina 2-1, Recanatese Real Giulianova 3-2, Pineto San Nicolò Notaresco 2-1, Olimpia Agnonese San Giustese 3-0, Porto San Elpidio Vasto Girardi 3-3. La classifica dopo l'ultimo turno, ovviamente al comando rimane il San Nicolò Notaresco a quota 51, segue il Matelica 46, Recanatese 44, Città di Campobasso 43, Olimpia Agnonese 39, Pineto 38, Vastese 36, Monte Giorgio 34, Tolentino 31, Atletico Terme Fiuggi insieme a Vasto Girardi 30, Porto Sant'Elpidio 28, Real Giulianova, Cattolica 21, San Giustese 20, Avezzano 19, Chieti 17, Jesina 12 punti. Allora Giacomo, facciamo un commento veloce. Non se la passa bene la formazione del tuo amico Campedelli e del tuo amico Stambazzi, ieri 3-0 in quel di Agnone, ma soprattutto qui riscopriamo il Cattolica in questo girone. No, sicuramente la San Giustese non sta attraversando un periodo molto felice, quindi facciamo in bocca al lupo ai nostri amici che si sono trasferiti lì nelle Marche, quindi speriamo che riescano a rifar risalire la squadra. Mentre per quanto riguarda il Cattolica continua questo momento positivo, dopo il trend di pareggi è arrivata la seconda vittoria e quindi consecutiva e quindi è riuscito a risalire. Dico la verità, io sono un po' sorpreso da questo periodo positivo, in quanto avevo i miei dubbi soprattutto dopo l'infortunio di Rizzitelli. Ricordiamo che Rizzitelli finché era in campo era stato il trascinatore di questo Sì, Cattolica. vero. Dopo l'infortunio avevo il timore che mancasse veramente il giocatore Boa, il bomber che poteva decidere le partite. Invece mi sbagliavo perché il mercato invernale ha portato dei buoni giocatori, Ferraro è un esempio classico, e è riuscito a far quadrare la squadra, quindi si è riuscito questo trend positivo che speriamo sia solo l'inizio, perché il Cattolica deve cercare di rimanere in categoria. Bene, attraverso le tue parole ci spostiamo dallo studio appunto a vedere il servizio inerente a tutti i gol della Serie D Girone F di quest'ultimo turno. 23esima giornata del campionato di Serie D Girone F, con all'attivo ben 26 marcature, si registrano 7 successi interni, 2 pareggi di cui 1 a reti bianche, nessun successo esterno. Il Cattolica piega grazie a un rigore di Mellonghi giunto a 15 dalla fine il Chieti. Matelica e Campobasso si annullano nello scontro diretto tra seconda e terza della classe. Questo va a beneficio della Recanatese che in una partita combattutissima batte Giulianova per 3-2. Borelli porta avanti i locali, Cesario ristabiliva la parità, sorpasso ospite che giunge a 73esimo con Barlafante, ma 3 minuti più tardi Pezzotti ristabiliva la parità, mentre il gol partita perveniva ad opera di Ielo al minuto 90. Il Tolentino vince lo scontro diretto sull'Avezzano con una doppietta di Monuzzi tra i 25esimo e il 90esimo, il primo gol siglato direttamente dagli 11 metri. Biancoverdi che segnavano il gol bandiera al minuto 92 come una settimana prima, ma questa volta non decisivo. Autore del gol Agate. La Vastese del tecnico ex Isernia ed Ascoli Silva batte la Jesina. Passano avanti gli ospiti grazie al rigore dell'ex San Marino Villanova, padroni di casa che giungevano al pari al minuto 50 con Bardini e compievano il sorpasso con Esposito. All'80esimo perde la capolista Notaresco sul campo del Pineto, ospiti avanti con Pomante al minuto 15, Scotti ex Rimini nel mezzo parava un calcio di rigore. Il Pineto invece si grava il pari con Tomassini al 50esimo e otteneva il gol dei 3 punti con Jonathan Alessandro al minuto 66. L'Agnonese liquida la San Giustese di Stampede
Sambazzi e Campedelli con un sonoro 3-0, Molisene avanti con Allegra dagli 11 metri, Acosta con una doppietta tra il 52esimo e il 54esimo chiudeva la pratica. Il Monte Giorgio ottiene 3 punti a domicilio sul Fiuggi con i 2 gol in 6 minuti firmati da Albanese al minuto 9 e Mariani al 14esimo. Si chiude sul 3-3 la gara tra Porto Sant'Elpidio e Vasto Girardi con un botta e risposta tra Maio e Ruggeri. Ancora su rigore nuovo vantaggio marchigiano firmato da Cucù. Vasto Girardi conteneva i pari con Ruggeri al 70esimo per poi farsi superare da Ruzzieri al 75esimo e trovare il nuovo pari con Pesce all'80esimo. Allora, leggiamo questo messaggio, perché qui c'è un tifoso del Cattolica che giustamente spera. Ieri Grassi, che sarebbe il presidente del Rimini nello specifico, era Cattolica, con Visino e Mancini. Possiamo sognare? Non lo so se può essere un sogno o no, nel senso che bisogna capire bene quali siano le intenzioni. Guarda, sicuramente ai tifosi del Rimini non farebbe piacere perché Mancini ha rappresentato il passato, quindi il Cesena, storica rivale del Rimini. Grassi a Rimini non ha molte simpatie. Ieri la squadra giocava un importante scontro diretto per la salvezza con i Gubbio. Sapere che il proprio presidente era Cattolica, forse è meglio non dirlo ai tifosi del Rimini. Vi ricordo che nella seconda parte, quindi rimanete con noi, quando ci occuperemo in Sport Up, tutto su Rimini Calcio, avremo come ospite il tecnico che ha fatto la storia a Rimini portandoli in Serie B, ovvero Leo Accori. Quindi qualora voi vogliate, oltre all'approfondimento che dedichiamo con calcio di rigore al calcio minore, rimanere per ascoltare anche i temi inerenti alla Serie C, quindi calcio professionistico, nella fattispecie a Rimini Calcio, rimanete collegati su questa emittente. Stasera prolungheremo i nostri programmi fino alle 22:30. Allora, dopo aver analizzato la Serie D Girone F, non ci rimane ovviamente che leggere il prossimo turno e poi inizieremo ad analizzare il calcio nostrano, come aspettate giustamente tutti voi. Città di Campobasso, Porto Sant'Elpidio, San Giustese e Matelica, Chieti, Monte Giorgio, Atletico Terme Fiuggi, Olimpio Agnonese, Jesina Pineto, Avezzano Recanatese, Real Giulianova Cattolica, questo è uno scontro diretto per la salvezza, San Nicolò Notaresco Tolentino, Vasto Girardi Vastese. Questo dunque il prossimo turno. Adesso dalla Serie D Girone F ci spostiamo in eccellenza. Qui, come detto, andremo a vedere tra poco anche il contributo filmato della partita inerente alla Marignanese, lo vedrete voi, poi lo giudicherete voi, una partita molto spettacolare, ben giocata dalla formazione di casa. Questi i risultati. Padese Zola del Duca Ribelle 0-2, Castrocaro Castenaso 0-3, Tropical Coriano Classe 2-1, Sampa Imola Copparese 0-0, Medicina Corticella 0-3, Masi Voghiera Diegaro 2-2, Sant'Agostino Football Cavaronco 3-2, Argentana Fiariccione 1-2, Marignanese Granamica 1-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, come detto al comando la Marignanese che allunga, più 3 sul Diegaro, Marignanese 49, Diegaro 46, Corticella 45 che non molla, Fiariccione 39 insieme al Duca Ribelle, Granamica 36, Castenaso 34, Sant'Agostino Medicina 30, Sampa Imola Argentana 27, Masi Voghiera 26 insieme alla Vadise Zola, Copparese 25, Tropical Coriano 22, Football Cavaronco 17, Castrocaro 11, Classe 9. Prima di andare a vedere il servizio leggerei altri messaggi. Tra l'altro io ho chiamato Sofia che ci scrive sempre da Pietracuta, un altro che puntuale l'avevo chiamato prima, Alessio che ci scrive sempre per la Del Duca Ribelle. Alessio questa sera scrive: la Del Duca Ribelle ha recuperato quasi tutti gli infortunati e farà un gran finale di campionato. Alessio, sono d'accordo con te perché la scorsa settimana, 2 settimane, 20 giorni fa, quando mi chiedevi per l'appunto se vedevo la Del Duca Ribelle protagonista fino alla fine, ti dissi per l'appunto in diretta in base al recupero degli infortunati. Grazie Alessio come sempre per la tua precisione. Daniele, vi sto seguendo ora in TV, mi sono sintonizzato ora, come mai mancano le splendide fanciulle al tuo fianco? Alessandro Start Green. Ciao Alessandro, il nostro sponsor. Le fanciulle ritorneranno già lunedì prossimo e ci sarà una puntata molto particolare, solo donne, quella del 2 marzo con appunto ospiti femminili e presentazione solo femminile, caro Alessandro, quindi sintonizzati anche quel giorno lì sulla nostra emittente. Allora, un altro messaggio, do spazio un po' a tutti questa sera, quindi se volete continuate anche a scrivere. Per il capitano del Morciano, ma è vero che Greg Nicola è proprio forte? Sì, certo, è il mio compagno di reparto, ci troviamo bene, è bravo, è un bravo ragazzo e anche forte, sì, confermo. Salutiamo Nicola, allora vediamo se sono arrivati altri messaggi. Evviva lo Spontricciolo, in testa in prima categoria, prenderà anche qualche gol in più, però che spettacolo vederli giocare. Sì, sono d'accordo con te, ho avuto modo di vedere lo Spontricciolo in quel di Perticara, è una bellissima formazione, complimenti davvero. Poi voi state affrontando anche la situazione stadio, la condividete con l'altra realtà di Riccione, non è facile, siete bravi. Per Castiglioni,
Seijo, continua tu. Seijo, continua tu. Niente, non si capisce. Non si capisce. Quindi Avrà sbagliato a scrivere. quindi speak Italian, no English. Ok, allora caro Giacomo, prima di andare a vedere i servizi inerenti alla Marignanese, commentami un po' quest'ultima giornata. Concentriamoci sul pareggio del Diegaro, Fiariccione e soprattutto il successo zona rossa del Tropical Coriano. Dimmi qualcosa in più. Allora, io partirei dal basso, quindi dal Tropical Coriano. Affrontava una squadra, l'ultima in classifica, in classe, e non era una partita semplice, perché era piena di insidie, aveva solo da perdere il Tropical Coriano. Effettivamente la partita è iniziata non benissimo per il Tropical Coriano, che è andato sotto di un gol, ma ha avuto questa forza di ribaltare il risultato, quindi deve partire da questa vittoria per cercare di dare continuità per risalire la china. Quindi una vittoria che io reputo molto importante in chiave salvezza. Poi per quanto riguarda invece la zona alta della classifica, la Marignanese, penso che tu abbia già fatto un commento giusto e corretto di quella che è la situazione attuale della classifica della Marignanese, che sta veramente dominando questo campionato, anche se ha sempre il Diegaro alle calcagne, però sta veramente dominando, soprattutto per quello che riguarda i punti e i gol fatti e subiti. Vediamo che i numeri danno tutta ragione alla Marignanese. E ieri la partita, anche questa reputo una partita molto insidiosa. Il Granamica la settimana scorsa aveva vinto contro il Diegaro, quindi c'era questa incognita di vedere come veniva affrontata la Marignanese, che ha affrontato il Granamica nel migliore dei modi, dando una prestazione superlativa e una vittoria che forse nel risultato non dà il giusto peso. Mentre per quello che riguarda il Diegaro, momento un po' di flessione. Ieri il 2-2 è arrivato in rimonta con due rigori a favore di Spadaro, quindi è riuscita a riacciuffare questo risultato e a portare a casa un punto e cercare di rimanere nella scia e soprattutto cercare di tenere il Corticella, che continua a vincere, a distanza, perché noi parliamo di Marignanese e Diegaro, ma anche il Corticella sta facendo un grandissimo campionato. Straordinario, 3-0 Sì. ieri contro il Medicina. Il Medicina l'aveva affrontato una settimana E io prima, il Riccione. darei un punto a favore anche per quello che riguarda la Fiariccione. Anche la Fiariccione ieri ennesima vittoria fuori casa, veramente sta facendo bene, e domenica ci sarà un bel derby e quindi vedremo se col Tropical Coriano come finirà. Che noi tra l'altro con le nostre telecamere riprenderemo, quindi lo dico anche a voi spettatori. Allora, altri messaggi. Chef Forte Casti, Castiglione storico pilastro del Sant'Ermete, per Castiglioni sei giocatore ma non lo sai. Ti vogliono bene, Casti. Mancini. Casti ti vogliono bene. Mancini Il lo buon aspetto Mancini. qui. Mancini lo aspetto qui. Va bene, allora andiamo a vedere la partita, tu ne hai già parlato, quindi la lanciamo direttamente, il servizio tra Marignanese e Granamica. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con non turboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo, entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. Ci trovate anche su internet, startergreen.it. Una Marignanese da urlo straordinaria per il gioco prodotto e per la quantità di occasioni create. L'1-0 sta stretto, strettissimo agli uomini di Lilli, che avrebbero meritato un divario maggiore. Il Granamica soffre non poco affidandosi a Farinelli e a qualche acuto che non si dimostra efficace contro una squadra lanciatissima in classifica, anche se la gara si apre con una punizione di Vanzini che si alza sopra la traversa difesa da Azzolini. La replica di Carnesecchi, conclusione fuori misura da parte dell'ex Rimini, e la volta di Sov che fa venire in mal di testa la retroguardia ospite.
fa gridare anche a gol i tifosi della Marignanese, ma la sfera fa la barba al palo. Dall'angolo la Marignanese passa, bellissima la volée di Dominici che buca la retroguardia ospite. Rivediamo il gol meritato per il centrale difensivo in maglia numero 5. Il forcing prosegue da parte dei padroni di casa, pallombella di Sartori da distanza proibitiva, Farinella ci mette una pezza. La risposta del Gran Amica è affidata alla conclusione di Vanzini, bloccata senza problemi da Azzolini. Marignanese che chiude il tempo in avanti, Sartori in girata dentro l'area di rigore chiama alla presa Farinella. L'estremo ospite vede scavalcarsi quando Sov spizzica la palla, Fabri devia di testa ma il pallone termina di poco alto. Un'uscita dello stesso Farinella complica la vita al Gran Amica con Dominici che vede respinta la propria conclusione dall'estremo ospite in corner. Altro salvataggio di Farinella sulla linea di porta, incredibile quanto la Marignanese riesca a produrre. Il Gran Amica si rivede solo nella ripresa, Vanzini entra in area di rigore resistendo anche una carica, appoggia per Muvelli, cui tiro è un passaggio per Azzolini. Straordinario dall'altra parte la progressione di Sov che porta a spasso di forza mezza difesa ma spreca nell'atto finale. Il Gran Amica non riesce a giocare se non a tratti, l'asse Pugioli capitano non riesce ad arrivare a segno, si gioca sul velluto, Marignanese di fino, vicina al poker, ma va bene così, l'1-0 basta e avanza perché l'importante era vincere e il pareggio del Diegaro permette di allungare in classifica sui diretti rivali. Eh sì, l'abbiamo già analizzata con te, una bellissima partita. Allora io direi, Giacomo, vediamo il prossimo turno di eccellenza, perché ci sono anche delle sfide interessanti. Poi mi dici qualcosa in più per quanto riguarda anche Alessio che ci ha scritto del De Duca. Infatti vedo Castenaso Calcio Argentano, De Duca Ribelle Castrocaro, Football Cavaronco, Marignanese, Corticella, Masi Voghera, Copparese, Medicina Fossatone, Diegaro Sant'Agostino, Classe San Paimo, la Fiariccione Tropical Coriano, Gran Amica Vadese. Chi rischia di più? Ma non è semplice Cava contro Marignanese, non è una partita molto semplice. Anche perché Cava è terzultimo in questo momento. Lo so, però è sempre un campo molto insidioso, quindi... Piccolino, sintetico se non erro, sì, con la rete davanti, quindi le riprese non sono il massimo, però ci sta. Però per me la partita clou della giornata dovrebbe essere Fiariccione Tropical Coriano, che è un derby, quindi penso che sia quella più importante. Benissimo, sei stato bravissimo perché nella prima mezz'ora abbiamo completato tutto, adesso nella seconda parte fai parlare solo loro, tu in castigo. No, aspetta, no, nella seconda parte posso far parlare loro, però dopo... qualcosa di promozione forse potrei dire. Dopo le 4 sbelle che hai preso ieri sera è meglio che stai zitto. Noi diamo la linea alla pubblicità, ci fermiamo 2 minuti, poi rientriamo. Promozione romagnola, promozione marchigiana, prima categoria e anche un po' di terza categoria. Pubblicità. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità.
Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con manto erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Iniziamo in studio, caro Giacomo, perché iniziamo a leggere un po' di messaggi. A Giacomo un bentornato. A Bellavista, come hai resistito alle voci di mercato? Come hai resistito? Chiudendomi le orecchie. Bella. Semplicemente così. Perché adesso come adesso penso solo al Bellaria, a salvare il Bellaria e partita dopo partita dobbiamo vincerle tutte. Che giocatore. Senti, se la farete a insegnare ad Alpini come fare le riprese, sì. Con i pali davanti. Ieri eccezionale, ieri le più belle riprese della stagione, confermi? Confermo. E poi tra l'altro ha ripreso i tuoi gol, quindi memorabili, da 10. Però arriva anche un messaggio interessante. Andrea da Rimini. Buonasera, ieri ero a Sant'Ermete per sostenere il Bellaria, pubblico delle grandi occasioni e grandi emozioni sugli spalti. Ultimamente i ragazzi del Bellaria Giamarina giocano molto bene e i risultati ci danno ragione. Siamo una delle squadre più in forma del campionato. Inoltre Bellavista sempre più decisivo. Bene anche Galassi dalla sua fascia e Mignani di un'altra categoria. Andrea da Rimini. Concordate? Matteo? Concordo, anche perché ha nominato due giocatori, è vero, Matteo è sempre alla ribalta perché 11 gol in questa categoria non è facile segnarli. Noi guardiamo i bomber del girone, si aggirano tutti a quella cifra, ma molti con rigori a favore, chi è sopra di lui, quindi veramente Matteo sta facendo qualcosa di straordinario. Ma il complesso della squadra, molto giovane, veramente buono e sta crescendo di partita in partita. Ha nominato Galassi, ha nominato Mignani, ma io direi nelle ultime 2 o 3 partite Valentini, che giocava meno degli altri, sta facendo veramente bene, quindi veramente un grosso applauso. Stai prendendo un intercalare come Baldisserri. Baldisserri dice sempre onestamente, tu sempre veramente. Mettetevi d'accordo tra onestamente e veramente. Allora, onestamente direi che anche Zanni merita una nota di... Bravo. questo invece è il messaggio più serio che è arrivato stasera. Per l'Under Tenti, è vero che fanno i calzettoni su misura per i polpacci di Radu? Sì, è vero, perché è un altro giocatore che è molto filiforme, diciamo così, quindi non è particolarmente dotato dal punto di vista dei polpacci, ecco. Bella, va bene.
Allora, inizierei ad addentrarmi dentro la promozione romagnola, sono ancora tanti i temi e le categorie da affrontare. Allora Stefano, andiamo con te con la regia, questi risultati di ieri. Fosso Ghiaia Cervia 0-0, il Fosso Ghiaia al terzo risultato utile consecutivo, Torconca 2M 2-1, Reno Faenza 3-4, una partita che ha fatto molto discutere, Bagnacavallo Sparta Bolognese 0-2, San Pierana Gambettola 2-1, San Pietro in Vincoli Gatteo 5-1, Sant'Ermete Bellari Giamarina 0-2, Vice Nova Fete Russi 0-5, altra partita che ha portato un po' di, diciamo, polemiche per quanto riguarda l'atteggiamento del direttore di gara, poi ne parleremo. Pietracuta Vis Misano 0-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, ovviamente i russi sempre al comando a quota 46, segue il Torconca 42, Vis Misano 41 insieme al Faenza, San Pietro in Vincoli, Pietracuta 40, Sparta Bolognese 36, Reno 32, San Pierana 31, Gatteo Cervia 30 punti, Bellari Giamarina 26, 2M 23, Gambettola 22, Vis Nova Fete 20, Bagnacavallo 18, Sant'Ermete 13, Fosso Ghiaia 11 punti. Allora, farei una battuta sia con Matteo che con Nicolò e poi passerei a vedere 3 servizi dedicati a questa categoria. Matteo, un campionato così difficile questo? Difficile no, è equilibrato sotto ogni punto di vista, perché noi siamo riusciti a far punti sia col Misano che col Faenza. È un campionato equilibrato, secondo me. Anche là davanti, tra Russi, Torconca e Pietracuta, è una bella battaglia, secondo me. Chi vedi favorito? Ora come ora è Russi. Quindi la più forte secondo te? La più forte, secondo me. Quella affrontata la più forte? Anche il Pietracuta. All'andata avevamo preso una giornata storta, però tra Pietracuta e Russi e Torconca sarà una bella lotta là davanti. Nicolò, Sant'Ermete si salva? Sant'Ermete si salva, certo. È dura la lotta per la salvezza? È difficile, soprattutto se non si riesce innanzitutto a inanellare una serie di risultati, perché ovviamente le prime 5 giornate di ritorno abbiamo fatto solamente un punto, con 2 vittorie in 22 partite purtroppo è molto difficile risalire, però non è assolutamente ancora detta l'ultima parola, perché mancano ancora, se non sbaglio, 12 o 13 giornate. Sì, tante gare. E diciamo che per arrivare a maggio ancora i punti a disposizione ce ne sono. Forse dobbiamo riuscire a trovare una di quelle vittorie sofferte di gruppo che ti svoltano la stagione, come l'anno scorso all'inizio del ritorno eravamo riusciti a fare. È vero, voi siete una squadra che ha sempre rimontato ottimamente, soprattutto nei giri di ritorno. Tu vuoi aggiungere qualcosa, perché poi devo mandare i servizi? 2 cose veloci. Fosso Ghiaia, è vero, terzo risultato positivo, ma ieri ha sbagliato un rigore al 90esimo, poteva portare a casa i 3 punti. Oltre a quello, condivido quello che ha detto Matteo, ma oltre al Torconca, Russi e Pietracuta metterei Vis Misano, che a mio avviso è una delle squadre che gioca meglio del girone. Sì, tra poco lo vedremo, perché abbiamo proprio il servizio relativo a Vis Misano, Pietracuta, Vis Misano. Allora, iniziamo con ordine, ho perso per un attimo la scaletta, ma subito la risistemo. La sintesi, come detto, di Pietracuta, Vis Misano. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili, di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. La capolista Russi, dopo il tonfo interno di 7 giorni prima con il Torconca, è chiamata alla risposta immediata onde evitare pericoli costanti. Il Nova Fete a domicilio ha collezionato 2 vittorie nel giro di ritorno su 2 gare a disposizione contro Fosso Ghiaia e Bagnacavallo. All'andata la gara terminò sul risultato di 2-2. Gli ospiti scaldano i guantoni romani fin dalle prime battute. Il traversone di Fantinelli viene raccolto dall'ex coreano Dumitru, il quale stoppa la sfera e impegna proprio l'estremo di casa. Il terzino dei russi, Fantinelli, è ancora protagonista, scambio con Keita, il quale crea scompiglio permettendo a Dumitru di toccare il pallone di testa. Romani brocca, ma tutto viene reso vano dalla posizione di offside dell'attaccante del Russi. La capolista, dopo una fase di studio, torna a colpire. Fantinelli scambia con Gualanti, apertura in direzione Salomone che di prima intenzione smarca Fabio, la cui battuta si perde al lato.
Il Nova Fete risponde con Liuzzi, l'attaccante viene chiuso dalla tempestiva uscita di Bartolini, neppure il tempo di sistemarsi che il Russi colpisce. Lungo rilancio dalla propria metà campo a cercare Salomone, Ceccaroni nel tentativo di fermare l'avversario riesce nel suo intento a metà dell'opera, poi perdendo l'equilibrio da terra con il braccio ostacola il calcio di Salomone. L'attaccante ha il piede già dentro l'area di rigore, quindi si tratta di penalty. Infatti vi mostriamo proprio le immagini al rallentatore evidenziando quanto detto in questo commento. Dagli 11 metri colui che all'andata aveva sbagliato un penalty questa volta rischia di ripetersi. Romani intuisce la traiettoria ma non basta. Russi avanti. Da un altro rilancio lungo addirittura arriva il secondo giallo per Ceccaroni nello spazio di pochi minuti. L'arbitro fischia quanto segue. Qui il buon Federico nell'anticipo pulito su Dumitru tocca il pallone con la mano. L'arbitro fischia proprio questo, anche qui evidenziamo per l'appunto il tocco con la mano ad opera del difensore del Nova Feltria, mentre la gomitata non c'è assolutamente, solo un tocco leggero sulla guancia appartenente a uno scontro normale di gioco. Questo occorre dirlo. Secondo giallo per il difensore e dunque espulsione. L'orgoglio del Nova Feltria viene fuori nel finale. Mezzegur sotto rete alza la mira, mentre da un errato disimpegno della retroguardia ospite l'unico errore in questo pomeriggio, lo ricordiamo, Bravaccini chiama all'intervento Bartolini. Squadra a riposo sullo 0-1, non senza recrimini. Nella ripresa il Nova Feltria con l'uomo in meno non riesce a fermare la corazzata del campionato. Dal corner Vassumini sotto rete tocca malamente il pallone del 2-0. Il Nova Feltria reagisce, Mezzegur in area avversa stoppa la sfera mandando al tiro il compagno. Bartolini nell'allungo evita il gol del pareggio. Da qui in poi un monologo della capolista che segue il secondo gol con Salomone che dentro l'area di rigore viene ostacolato da Rinaldi. Per il capitano scatta il secondo giallo e dunque nuova espulsione, questa volta senza proteste. Dal dischetto Salomone sigla lo 0-2 che mette in cassaforte il match. Il terzo gol parte dalla discesa di Keita, traversone al centro per la testa di Dumitru. L'ex coreano sigla lo 0-3. La quarta rete vede incunearsi Salomone verso l'area di rigore avversaria, scarta Romani e deposita il pallone del poker in fondo alla rete. Giornata da incorniciare per Salomone tra la nuova gloria e questo gol, nel mezzo un tentativo di Fabbri bloccato in due tempi da Romani. La manita arriva nell'extra time per l'attaccante che ha un conto aperto con la Valmarecchia, in quanto da solo aveva praticamente vinto la gara di Pietracuta. 0-5 Russi che ora deve pensare di difendere il primato dalla New Entity Conca, Nova Feltria che vedrà affrontare la prossima gara senza due perni della difesa come Ceccaroni e Rinaldi. In serata la dirigenza del Nova Feltria Calcio fa sapere che pur non contestando la netta vittoria dei russi non ha gradito i metodi di giudizio del direttore di gara. Non è la prima volta che i gialloblu pagano dazio in fatto di cartellini. Perdere sì, ma con rispetto. Sì, ci sono un po' di messaggi che stanno arrivando adesso alla Nova Feltria, tra un po' li leggo tutti. Russi, direi vittoria assolutamente meritata, una super corazzata in questo girone. Direi proprio di sì, ma stavamo guardando un attacco con Keita, Salomone e Dumitru e tanta roba. È fatica. Allora, da Nova Feltria, come abbiamo detto nel servizio, abbiamo segnalato che non tanto loro discutevano per gli episodi singoli che abbiamo messo anche nel servizio, ma più che altro per la gestione da parte del direttore di gara a questo match. Mi dicono anche di mancata collaborazione con i propri assistenti perché falli laterali non assegnati all'altra squadra anziché all'altro. Insomma, una serie di disagi avvenuti nel corso di questo match. Noi quello che possiamo dire è che abbiamo parlato proprio questo pomeriggio con un addetto agli arbitri, abbiamo segnalato questa partita che appunto è ripercorribile attraverso internet, visto che Nova Feltria è una delle poche squadre che trasmette le partite in diretta. Più di così ovviamente come trasmissione non possiamo fare, in quanto ascoltiamo un po' le recrimini di tutti, però non è che possiamo fare insomma l'ambiente, il bar dello sport ascoltando i tifosi a destra e a sinistra. Cerchiamo dove possiamo aiutare appunto di dire la nostra ed evidenziamo, come era stato richiesto ieri sera da parte della dirigenza, gli episodi, i singoli episodi che hanno un po' caratterizzato questa partita. Ci dicono tra l'altro che il direttore di gara di ieri, Gagliardini, dovrebbe salire di categoria per quello che concerne la regione Marche, quindi dalla promozione dovrebbe salire all'eccellenza. Questo è quanto mi hanno risposto oggi, ovviamente non vi posso dire con chi io abbia parlato. Intanto iniziamo a leggere altri messaggi, continuiamo anzi. Per Michele Tenti, Maustolani, dove rimedia tutta quella roba? Lavora a Cisalfa? Ti vogliono bene? Oggi sono tutti i miei compagni di squadra che si stanno divertendo. Tenti, è vero che sei il nonno della squadra? Di questo purtroppo è vero, perché tanto la carta di identità non mente, sono uno dei più vecchi, però ancora diciamo che me la cavo un pochino, dai, abbastanza. Ha visto ieri, alla grande te la cavi.
Invitati in trasmissione il nuovo bomber della Vis Misano Gianluca Benedetti. Dopo un anno di inattività per infortunio, questo è il suo anno. Sì, adesso come promesso, prima, anzi mi scuso, abbiamo altri servizi a Nuova Fete, ma dobbiamo parlare appunto di Misano Pietracuta. Altri messaggi da Nuova Fete dove contestano per l'appunto proprio la direzione, il polso della situazione tenuta dal direttore di gara. Poi ci dicono: avevi ragione tu lo scorso anno quando hai criticato la squadra dicendo che Fabbri non aveva lanciato i giovani. Vabbè, queste sono polemiche dello scorso anno, non stiamo a tornare troppo indietro, ormai per me è passato, non mi va neanche più di parlare di quello che è successo lo scorso anno. Allora andiamo a vedere Pietracuta Vis Misano. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Pietracuta Vis Misano negli ultimi anni è stata una sfida decisiva. I playoff vinti dai rossoblù per il salto dalla prima categoria all'attuale promozione ne è una dimostrazione, ma oggi significa seconda contro quarta della classe, con gli ospiti che arrivano all'appuntamento con uno score invidiabile, 10 punti raccolti sui 15 disponibili dall'apertura del girone di ritorno, Pietracuta che invece ha raccolto 7 punti. Sfida tra due tecnici molto preparati come Fregnani e Bucci, che negli ultimi anni hanno lavorato benissimo nelle rispettive piazze, e anche per questo risulta una sfida affascinante tra due delle realtà di questo torneo, e non a caso la gara si sblocca già dopo soli 5 minuti di gioco. Da rimessa laterale di Tonini, Stella ex di turno fa da sponda per la battuta finale di Benedetti, il cui tiro inganna all'estremo Leardini per l'1-0 della Vis Misano, festeggiato con tutta la panchina. La risposta del Pietracuta arriva con questo colpo di testa di Gollinucci deviati in corner, la disperazione da parte del numero 7. I padroni di casa in maglia arancione cercano la soluzione dalla distanza, la conclusione di Fabbri è da dimenticare. La Vis Misano mette il naso nella metà campo ospite, il cross di Serafini porta al colpo di testa dalle retrovie, con Leardini sicuro nella presa. In una partita del genere non poteva mancare il graffio del bomber, ma Fratti da punizione non incide, come del resto il tiro dalla distanza a cura di Tomassini, con le squadre che vanno a riposo sull'1-0 ospite sotto gli occhi della terna arbitrale. Nella ripresa le due squadre non si risparmiano, la punizione di Serafini si alza sopra la porta difesa da Leardini, mentre il Pietracuta timbra la sua giornata no con l'incursione di Cesarini che sbatte sul legno alto della porta difesa da Sacchi. La partita potrebbe cambiare in favore dei padroni di casa quando Urbinati si fa espellere per doppia ammonizione, uscendo senza neppure protestare. Dal conseguente calcio piazzato Gollinucci centra il secondo legno di giornata, mentre Evaristi non riesce ad incidere. Ancora Evaristi protagonista, il suo tiro viene bloccato a terra da Sacchi, stessa mattonella ma è la volta di Bruma, pallone questa volta deviato in corner. Il Pietracuta si sbilancia in contropiede Muccioli e segue un cost to cost con tanto di sterzata ad opera di Massini. Secondo il direttore di gara trattasi di ultimo uomo e dunque cartellino rosso diretto per lui e doccia anzitempo. Da qui nasce il raddoppio ospite, calcio di punizione di Serafini, murato con la mano dalla barriera locale. L'arbitro indica il penalty, dagli 11 metri Serafini non sbaglia trovando il raddoppio, anche se Leardini intuisce la traiettoria. Da punizione dall'altra parte ci prova Fratti, ma nulla da fare. Il Pietracuta non molla, ma Sacchi si rifugia in corner. Fratti scalda ancora una volta i guantoni a Sacchi, il quale si ripete anche su Tazzibaie, il cui tiro innesca Fratti che calcia al lato. Porta stregata dunque con Sacchi che neutralizza anche la conclusione di Evaristi, ma Satalino non si dimostra freddo sul possibile tap-in vincente. Ultima chance direttamente a calcio piazzato, ma Sacchi in due tempi blocca. Il Misano gestisce il vantaggio sapendo aspettare e anche soffrire. Il Pietracuta si mostra precipitoso nelle conclusioni, ma nonostante il doppio svantaggio ha il merito di non demordere mai fino al termine del match. Applausi a tutte e due le formazioni. Matteo e Nicolò, vi sorprende questo Vis Misano? Chi mi risponde? Matteo, assolutamente sì, noi ci abbiamo giocato domenica scorsa, ci ha fatto girare avanti e indietro, un gioco palla a terra veramente mostruoso, veramente. Noi devo ammettere che abbiamo corso bene, siamo stati dietro per tutto il primo tempo. Hanno preso la traversa, mi sembra. Sì, non me la ricordo, clamorosa.
È finito il primo tempo sull'1-0 per noi, dopo il secondo tempo loro hanno cercato a tutti i costi il pareggio, si sono sbilanciati. Noi siamo riusciti a trovare il gol del 2-0 e da lì la partita è andata in discesa per noi, però veramente questo Misano gioca veramente bene. E invece Nicolò, tu che idea ti sei fatto? Noi con il Misano all'andata abbiamo perso da loro 3-1, eravamo riusciti a passare in vantaggio su rigore nel primo tempo facendo anche una discreta prestazione, poi sul finire del primo tempo come sempre a causa di un blackout generale abbiamo preso in pochi minuti 1 pari e 2-1 e poi il secondo tempo loro hanno gestito palla perfettamente, non siamo riusciti mai praticamente ad incidere. Sono una squadra che gioca molto bene, ha comunque dei giocatori molto forti secondo me, sia dietro come Lepri e Sanchez, anche se adesso ho saputo che si è fatto male. Si è fatto male Sanchez, ieri mancava tutto quanto. E mi rispondi anche, visto che sei in Valmarecchia protagonista con il Santermete, sul Pietracuta, sorprende un Pietracuta così in alto? Il Pietracuta è una squadra comunque costruita su un gruppo solido che è già qualche anno che ha gli stessi giocatori, sono soprattutto davanti secondo me molto forti, e Fratti, Bruma sono sicuramente giocatori che quando riesci ad andare in doppia cifra in queste categorie con più di un giocatore, al contrario di molte altre squadre, ovviamente è lecito essere in una posizione di classifica alta. E poi comunque anche tutto il resto della squadra, soprattutto secondo me a centrocampo, Evaristi è molto forte, Tosi con cui ho giocato. Tanta roba. Sì. Saluti a Castiglioni Andrea, domenica marcate bene con Muniello, mi raccomando. La puntata di lunedì. Sconfitta del Santermete col Bellaria più Castiglioni Andrea Santermete in attesa della puntata di lunedì. Poi abbiamo lamentela da Pietracuta, come si fa ad espellere in questo caso Masini, lo aggiungo io, sempre forza Pietracuta. In effetti hai ragione su questa cosa qui, mi sono dimenticato io, errore umano mio, di dirlo nel commento. Secondo me, in base al mio occhio, visto che riprendevo io ieri, quell'espulsione di Pietracuta non ci stava perché l'arbitro l'ha ritenuto ultimo uomo, ma se si guardano bene le immagini c'era un altro giocatore che praticamente non rendeva Massini ultimo uomo, quindi andava semmai ammonito e non espulso. Hai ragione su questa osservazione che fai, chiaramente poteva cambiare la partita perché il Pietracuta sarebbe rimasto con l'uomo in più. Bene, andiamo a vedere l'ultimo servizio dedicato a questa categoria che riguarda la partitissima che Giacomo aspetta col sorriso, Santermete Bellaria. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. 12 punti su 15 disponibili dall'inizio del giro di ritorno, meglio del Misano e della capolista Russi, numeri da record per il Bellaria Gia Marina 1956 che non si ferma più, trascinata in campo dal folletto Bellavista e da un manipolo di giovani definiti ragazzi terribili che giocando, divertendosi ottengono punti anche su campi proibitivi come quello di Faenza e difficili come quello di Santermete. Dall'altra parte un Santermete che non è riuscito a trovare la giusta alchimia in un campionato troppo strano per i verdi per essere vero, il penultimo posto in classifica vedendo la qualità in campo non incoraggia i paperini. Però la speranza è l'ultima a morire. Proprio i padroni di casa si spingono in avanti. La deviazione di Valentini reca più di un brivido al proprio portiere Mignani. Se di duello tra i folletti si parla, Mancini, ex Granata, tra i migliori talenti nella passata stagione in prima categoria, evidenzia le sue qualità in campo. Il suo tiro a giro termina al lato. Il monologo verde prosegue con la conclusione di Vucai da posizione defilata che chiama l'attenzione Mignani, bravo in questo caso nella respinta. Il Bellaria Gia Marina 1956 in contropiede replica con questo traversone raccolto in posizione centrale
centrale da Zanni che cerca di piazzare il pallone nell'angolino, ma la sfera si accomoda lentamente sul fondo. Contarini ci prova con un tiro che Mignani respinge non senza trovare difficoltà. Fa condire dall'altra parte Delizia in stile figurine panini palato del nostro Giacomo Alpini. La sua sforbiciata al minuto 38 per lui è degna di nota. Il gol bellarese arriva a fine primo tempo. Bellavista parte da lontano, sfrutta la sua miglior arma che è la velocità e come Forrest Gump corre dannatamente senza trovare motivi per i quali fermarsi, ma quando è costretto alla deviazione trovando la segnaletica davanti appartenente alla difesa locale, ecco che lo slalom eseguito porta un numero da brividi che Fusi nella sua Napoli da scudetto ricorderà in qualche progressione di clippa. Tiro a giro e gol da favola. Il replay è meritato e tanto di applausi sportivi anche della tifoseria del Sant'Ermete. Chiusura di tempo con questo colpo di testa di Contadini terminato alto. Nella ripresa il Sant'Ermete si presenta nuovamente dalle parti di Mignani con il tiro di Contadini che non inquadra lo specchio della porta, ma in una stagione sfortunata il Sant'Ermete si fa del male da solo. In un retropassaggio azzardato di Zavattini, Zanni si inserisse sulla traiettoria recuperando la sfera e gettandola per la seconda volta alle spalle di Rossi. 2-0 per i Bellari Giamarina, potremmo dire a questo punto partita in cassaforte. Il Sant'Ermete prova a rientrare in gioco con il colpo di testa di Molari che termina tra i guantoni di Mignani. Ancora più spettacolare il secondo colpo di testa consecutivo dell'attaccante con Mignani nuovamente costretto alla presa, mentre il Bellaria sull'alto versante, approfittando degli ampi spazi concessi, va vicino al tris con Zanni. Rossi blocca a terra e al photo finish questo colpo di testa di Genghini inganna un po' tutti. Sembrerebbe colpire il palo, invece un difensore del Bellaria ribattere col piede il pallone allontanando il pericolo. 12 punti sui 15 disponibili. La domanda è lecita: a Bellaria si parla ancora di salvezza o di un sogno playoff viaggiando a questo ritmo? Fusi, avendo vinto lo scudetto a Napoli e conquistato una finale UEFA col Torino, di miracoli se ne intende. Vuoi fare i complimenti a Bellavista tu, altrimenti non mi parli più per una settimana. Oh mamma, che gol. Questo non ce la fa più. Incredibile, bellissimo. Bella, io non ho altre domande da farti, ha già commentato lui. Io faccio i complimenti a Giacomo per averlo ripreso il mio gol. Grande! Dillo anche a Pietracuta che il gol di Bruma... No, Bruma devo chiedere scusa. A Bruma pubblicamente chiedo scusa perché lì è stata la mia mancanza, dovevo riprendere, anche lui aveva fatto un gran gol, ti chiedo scusa Bruma. All'incontro dei pali ieri a Pietracuta tra un caffè corretto Sambuca me l'hanno detto i tuoi alpini ci ha preso bene i pali e della hanno TV. ragione, lì è colpa mia. Ma no, ti vogliono bene, ci mancherebbe altro. Michele, pensi che possa essere un punto di svolta per la vittoria? Penso di sì e più che altro me lo auguro, più che altro per l'iniezione di fiducia che può dare nel gruppo, per come è arrivata questa vittoria, diciamo. Perché diciamo al 95esimo quando vieni raggiunto sembra che il mondo ti crolli addosso, poi invece diciamo con un'invenzione del nostro attaccante Longoni al 98esimo ha trovato un gol esagerato e quindi tanta roba, ecco, come si dice. Il più bello gol di Longoni o quello di Bellavista? Ma non lo so, sono belli entrambi. Adesso l'hai messo in difficoltà, lui era il protagonista, il petto questa sera. Penso che Sant'Ermete debba registrare qualcosa dietro, visto che ha subito 49 gol, i numeri non mentono, mentre davanti vanno molto bene. Per me Fosso Ghiaia rientra nei play-out. Qui si sbilancia molto. Questo nostro spettatore ci scrive dal Castel San Pietro. Allora, qui stanno arrivando tantissimi altri messaggi, tra poco prometto li leggo tutti. Andiamo a vedere il prossimo turno per la promozione e poi andiamo da Michele per quanto riguarda la prima categoria Girone H. Siamo addirittura d'arrivo, ve lo dico già. Ci sono sfide davvero interessanti. Iniziamo da questa. Russi Bagnacavallo, Sparta Bolognese Fosso Ghiaia, Faenza Pietracuta, Belari Giamarina Reno, Gatteo Sant'Ermete, Gambettola San Pietro in Vincoli, 2M San Pierana, Cervia Torconca, Vis Misano, Vis Novafette. Anche questo interessante match. Prima di arrivare alla prima categoria di vedere i servizi inerenti al nostro Michele, apriamo una finestra sulla promozione marchigiana, quindi andiamo a vedere i risultati e classifiche dell'ultimo turno e poi il piccolo commentino che facciamo come sempre quando i Gabice non possiamo seguirli in casa con i punti sulla giornata. Quindi promozione marchigiana ci aiuta adesso il nostro Stefano Papini, che lo ringrazio come sempre, eccola qui. Passa Tempese Biagio Nazaro 1-2, Urbino Gabice Gradara 0-0, Mondolfo Ilario Barbara Lorenzini 2-0, Camerano Moia Valesina 3-2, Cantiano Calcio Olimpia Marzocca 0-2, Filo Tranese Osimana 1-1, Vigor Castelfidardo Osimo Stazione 2-1, Valfoglia Villa San Martino 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, non cambia un granché a dire il vero, il Biagio Nazaro continua a condurre a quota 43, Vigor Castelfidardo 41, Gabice Gradara 33, Osimana 31, Filo Tranese Urbino 30, Olimpia Marzocca 29, Passa Tempese
Empese, Mondolfo 27, Villa San Martino 26, Osimo Stazione, Moia Valesina 24, Cantiano, Ilario Barbara Lorenzini 22, Valfoglia 21, Camerano Calcio 14 punti. Prima di vedere il servizio, naturalmente lo diciamo sempre in maniera limpida, pulita, quello che volete voi, trasparente, trovate voi il sostantivo migliore. Grande campionato da parte del Gabice fino a questo momento, è calata un po' la formazione di Scardovi per quanto riguarda l'inizio dell'anno. Ho letto l'intervista rilassata anche al proprio ufficio stampa dove parlava appunto di una preparazione un attimino difficile dopo le vacanze della sosta natalizia, però è arrivato per l'appunto il presidente Marsilli puntualmente a sostenere i propri ragazzi che sono artefici di un campionato fino a questo momento davvero grandioso. Sono terzi in classifica, mercoledì sera giocheranno la semifinale di Coppa Italia contro il Biagio Nazaro alle ore 20:30, quindi appuntamento al Maggi. Davvero complimenti a tutti. Allora a questo punto andiamo a vedere il punto sull'ultima giornata della promozione marchigiana. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. 21esima giornata del campionato di promozione marchigiana con il Camerano che si impone per 3-2 in una gara combattutissima contro il Moia Valesina. Padroni di casa avanti con Severini al minuto 17, 10 minuti più tardi raddoppiava per i padroni di casa Giulietti. Il Moia Valesina non demorde, rientra in partita ristabilendo la parità tra il 28esimo e il 51esimo grazie alla doppietta di Borocci. Il gol partita per il Camerano arriva al minuto 65 grazie a una rete di Joaquin. L'Olimpia Marzocca si impone per 2-0 in esterna sul campo del Cantiano. San al 23esimo e Rosse 75esimo archiviano la pratica. Urbino e Gabice Gradara finisce con il risultato ad occhiali, con i Gabice Gradara che nel corso della ripresa colpisce un palo clamoroso con Donati a punti. La formazione di Scardovi avrebbe meritato qualcosina in più. Il Mondolfo invece si impone in casa per 2-0 contro l'Ilaria Barbara Lorenzini. A decidere il match una rete di Messina e di Fontana. La capolista Biagio Nazaro invece in esterna si impone per 2-1 sul campo della Passatempese. Ospiti avanti con Gioacchini al primo minuto, Staffolani ristabiliva la parità, Alessandroni regalava il gol dei 3 punti. Vigo Castelfidardo, Osimo Stazione si conclude con il risultato di 2-1. Donzelli apriva le danze, Storani raddoppiava, per l'Osimo Stazione a dimezzare le distanze ci pensava Giuliani al minuto 78. Concludiamo con le ultime 2 gare di giornata, pareggio per 0-0 quello che vedeva di fronte Valfoglia e Villa San Martino. Invece concludono la prima gara sull'1-1 Filotranese e Osimana con il gol di Cercaci per i padroni di casa, la risposta di Mongello per gli ospiti. Sì, mentre a Urbino si giocava una sfida playoff tra Urbino e Gabice Gradara, dall'altra parte si giocava un'altra sfida playoff tra Filotranese e Osimana e per l'appunto domenica prossima ci sarà al Maggi di Gabice la sfida tra Gabice e Gradara contro la Filotranese, un match molto sentito, occorre dire quello che abbiamo puntualizzato nel nostro punto della promozione marchigiana, che il Gabice ha ottenuto un importante pareggio dopo 3 sconfitte consecutive in quel di Urbino, giocando la partita bene, sfiorando appunto il gol della vittoria con un palo di Donati. Avrebbe meritato maggior sorte la formazione rossoblù, così non è stata e dunque l'importante in questo caso è muovere la classifica dopo un periodo buio. Andiamo a vedere il prossimo turno grazie al nostro Stefano Papini. Queste le gare: Osimo Stazione Cantiano, Gabice Gradara Filotranese, big match ovviamente della giornata, Camerano Calcio Urbino, Villa San Martino Mondolfo, Osimano Olimpia Marzocchi, Ilario Barbara Lorenzini Passatempese, Biagio Nazaro Valfoglia, Moia Valesina Vigo Castelfidardo. Ovviamente saremo presenti con i nostri operatori a riprendere la prossima gara interna di Gabice. Dalla promozione marchigiana ci spostiamo in prima categoria girone H, andiamo a vedere risultati e classifiche sempre con la collaborazione del nostro Stefano Papini alias Papen. Sponticciolo a Tavalconca 5-2, Verrucchio Asar Calcio 1-0, San Vittorio Athletic Poggio sospesa per infortunio al direttore di gara, Roncofredo Delfini Rimini 1-0, Polisportiva Sala Granata 0-0, Villa Marina Morciano 1-2, Stella Perticara 3-1, continua purtroppo anche il trend negativo del Perticara, Mondaino Riccione 0-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Al
raccomando, troviamo lo Spontricciolo a quota 36, segue il Granata 34, Verrucchio 32, Polisportiva Sala 30, Mondaino 29, Asar e Stella a quota 28, San Vittore 27, Riccione 26, Villamarina, Delfini 22, Roncofreddo e Morciano 21 punti, Alta Valconca 14, Perticara 11, Atletic Poggio 10 e ricordiamo che Atletic Poggio e San Vittore hanno una gara in meno. Proprio grazie al contributo della nostra regia, adesso andiamo a vedere la partita che riguarda da vicino il nostro ospite di questa sera, la vittoria importantissima del Morciano in esterna sul difficile campo del Villamarina per 2-1. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. Gruppo Italia SRL, via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna. Il Morciano, caduto in un tunnel senza fine, si risolleva sbarcando un campo ostico come quello del Villamarina, che ha conosciuto la maggior fortuna in stagione proprio tra le mura amiche. I padroni di casa vanno vicini al gol, ma il colpo di testa di Calà viene respinto sulla linea di porta. Villamarina che ci riprova con un altro colpo di testa di Savadori, respinto questa volta da Petrucci. Dal corner azione simile a quella precedente, con Gregorio che non riesce a deviare sotto porta il pallone vincente. Il Villamarina ci riprova di testa, ma Sanasi non inquadra il bersaglio. Infine in chiusura si vedono gli ospiti con Pugliesi, ma il pallone si perde sul fondo. Nella ripresa subito viene annullato questo gol al Morciano per una trattenuta di Pugliesi, anche se in un primo momento il gol era stato convalidato. Ospiti che rimangono addirittura in 10 uomini per l'espulsione di Boldrini per un fallo su Gregorio, mentre Salvadori ci prova con un tiro al lato, ma la gara si sblocca dopo la mezz'ora. Longoni da punizione pesca Capitan Tenti, il difensore non perdona per l'1-0 ospite. Il Villamarina pareggia al quinto di recupero, azione personale di Lorenzini, assist finale per Francesconi che mette in rete. Palla al centro, si aspetta solo il fischio del diretto di gara, invece al 53esimo il pallone giunge a Longoni che dalla distanza beffa la squadra di casa regalando 3 punti importantissimi al Morciano che permettono agli uomini di Antonioli di risollevare la china. Castiglione, qui da casa si dicono sei il più bello di tutti e il più forte di tutti. Allora a sto punto ti chiedo a te, qual è il gol più bello? Quello di Bellavista o quello di Longoni? Oddio, sono 2 gol sicuramente diversi, tutti e 2 molto belli. Io penso che il gol di Bellavista forse per dove è passato, visto che ero lì purtroppo. Quindi ti ha fatto la mutandina, ti ha fatto, come si usa dire in gergo calcistico. A livello tecnico forse qualcosa in più. E il gol di Longoni comunque bellissimo. Bellissimo. Michele, te la senti di sbilanciarti per quanto riguarda il pronostico della prossima settimana? Un pronostico difficile perché chiaramente sappiamo che lo Spontricciolo è la squadra a rivelazione di questo campionato, è in formissima, viene da risultati positivi. All'andata è stata una partita rocambolesca perché finì 6-4 per loro e io sinceramente mi potrei accontentare anche di un pareggio, detta un po' così. Più che altro per mantenere il trend positivo, perché adesso abbiamo bisogno di continuità, perché molte volte quello che dico che i ragazzi un po' più giovani, in una fase del genere, bisogno di continuità, prendere fiducia, perché il martedì ti alleni anche meglio, e anche fiducia nei propri mezzi, perché ogni tanto purtroppo quando è sempre in un tunnel negativo a volte fai anche fatica a uscirne, ecco. Quindi abbiamo bisogno di una spirale positiva. Allo stadio avete trovato il terreno in erba sintetica esatto, nuovo. Quindi abbiamo anche un nuovo campo sintetico che chiaramente oggi facilita molto i giocatori tecnici, il gioco rapido, che quindi va un po' contro le mie caratteristiche, ecco. Però sicuramente è un bel campo, non nulla da dire. Capriotti e Brisigotti, cugini dei gol, il sangue non mente, fan club Spontricciolo da Riccione. Poi Brisigotti come Castiglioni, sei il più bello e più forte di tutti. Questa qui te l'ho fatto, Michele, un pronostico, ok, vediamo se ci sono degli altri. Mamma mia, quanti siete ragazzi? Siete tantissimi. Allora andiamo a leggere. Una domanda per il morcianese, è vero che Longoni ieri prima di siglare il gol vittoria ha urlato tiro della Tigre? Ogni tanto in allenamento lo prova, quindi diciamo che non è una cosa casuale, ecco. Va bene, va bene.
Allora, andiamo a vedere il prossimo turno e poi concludiamo la nostra trasmissione con il servizio anche di terza categoria. Ringrazio sempre anche il nostro Stefano Papini e Eugenio Angeli alla regia. Athletic Poggio Roncofredo, Granata Mondaino, questo è un altro big match. Perticara Polisportiva Sala, questa è una partita che noi riprenderemo. Asar San Vittore, Morciano Spontriciolo, come detto dal nostro ospite, Delfini Rimini Stella, Alta Valconca Verrucchio, Riccione Villa Marina. Ebbene, prima di salutarci andiamo a vedere invece la sconfitta interna per quanto riguarda la terza categoria riminese del Riviera United. Il servizio. Gruppo Italia SRL, via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna. Il Riviera United cerca la lunga in classifica, dato le posizioni nobili che occupa per l'Atletic Villaggio. È una gara fondamentale per risalire la china. Due stati di umore diversi alla vigilia, con i padroni di casa che si spingono in avanti all'11°, con l'asse Manfroni-Petrucci. L'ex Primavera di Sant'Arcangelo fa da sponda per il tiro finale di Petrucci, che si spegne al lato. 10 minuti più tardi arriva l'assolo personale dello stesso Manfroni, con Ricci costretto alla deviazione in corner. Al 25° la gara si sblocca in favore degli ospiti, Capitan Marinucci, e segue un calcio di punizione a distanza proibitiva attorno ai 25 metri, con la sfera che si insacca all'incrocio dei pali. 0-1. Al 31° arriva la grande occasione per il Riviera United per pareggiare il match. Polverini si procura un penalty che lui stesso si incarica di tirare, ma Ricci si dimostra superlativo. Al 34° gli ospiti eseguono questo contropiede con Frutti, Piscaglia respinge mettendoci una pezza. In chiusura di tempo l'incornata di Manfroni trova sulla propria strada la respinta di Ricci. Nella ripresa la doccia fredda per i padroni di casa, arriva al minuto 15, l'Atletic Villaggio trova il raddoppio per un fallo di mano avvenuto in area locale. Dagli 11 metri Albani spiazza Piscaglia trovando lo 0-2. Al 31° Petrucci da calcio piazzato emette questo pallone che nessuno dei compagni devia in fondo alla rete. Per trovare il gol occorre aspettare il 37° quando su assist di Succi il neoentrato Lucignano dribbla il portiere e infila il pallone che riapre i giochi. Non a caso al 90° proprio Lucignano serve a Petrucci un pallone che il compagno scarica tra i guantoni di Ricci. In pieno recupero Lucignano, ancora lui protagonista, questa volta trova sulla propria strada il palo a negargli la gioia del gol. Sulla ribattuta Zamagna non riesce il tapin vincente. Termina qui la gara con l'Atletic Villaggio che si impone in esterna per 2-1 su Riviera United. Salutiamo anche gli amici del Riviera United, contributo ovviamente dell'appunto Gold Sport. Vi ricordo anche un importante appuntamento, ci sarà il ritrovo degli arbitri organizzato anche dal super amico Aldo Ronci per quello che concerne una serata particolare che verrà vissuta venerdì 21 febbraio vicino al ristorante dell'autodromo per l'appunto della località di Misano, e quindi mi raccomando seguiteci sempre perché avremo un contributo filmato per quanto riguarda questa serata, grazie anche alla collaborazione del nostro Renzo. Siamo addirittura d'arrivo, non mi rimane altro che ringraziare tutti voi per il seguito di questa trasmissione. Rimanete con noi perché tra poco tutto su Rimini Calcio con l'ospite di questa sera, l'ex allenatore dei Rimini Leo Accori, ma vado a salutare chi mi ha affiancato in questa puntata. Inizierei dall'opinionista Giacomo Alpini. Grazie Giacomo. Ciao, grazie a te, ciao a tutti. Un in bocca al lupo per il proseguo del campionato al difensore e capitano del Morciano Michele Tenti. Crepi, arrivederci. In bocca al lupo anche per te, porti saluti ad Alex e a tutta la vostra dirigenza, il difensore del Sant'Ermete Nicolò Castiglioni. Ciao a tutti, buona serata. E infine grazie anche a te al folletto di Bellaria Matteo Bellavista. Arrivederci, grazie a tutti. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up. Buona serata Daniele Emanuelli.